me acabo de acordar de que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Oh. Ancora in questo momento veniamo alla tua presenza. Per i meriti di Gesù Cristo, tuo Figlio, Signore, ci accostiamo a te, oh Padre, sapendo per certo e sicuro, Signore, che la tua presenza è in questo luogo. Signore, noi vogliamo lodarti, adorarti, ringraziarti per quello che tu sei e per quello che tu fai, oh Padre. E ancora in questo momento, Signore, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a te, oh Padre, diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. Dell'adorazione sei tu, mio Gesù, l'unico motivo per vivere. Sei tu, mio Signore, l'unica verità è che, Signore, sei la mia luce, la mia salvezza, l'unico mio amore. Sei tu, Signore, e per sempre ti adorerò. Sei l'Iddio poderoso, tu sei grande, maestoso, sei forte e invincibile e nessuno è come te. L'unica ragione, alleluia, Motivo per vivere, l'unico mio amore. Sei tu, Signore, e per sempre ti adorerò. Sei l'Iddio poderoso, tu sei grande, maestoso, sei forte e invincibile e nessuno è come te. Sei l'Iddio poderoso come te, come te, come te, come te. Come te, come te, come te, come te, come te. Alleluia. Sì, Signore, tu sei l'Iddio invincibile, Padre, e nessuno è come te. È come scritto nel Salmo 9: io ti celebrerò, Eterno, con tutto il mio cuore narrerò tutte le tue meraviglie. Gioirò e mi rallegrerò in te, canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo. E ancora dice: cantate lodi all'Eterno che abita in Sion, annunziate fra i popoli le sue opere. Vogliamo cantare le lodi al Signore, vogliamo innalzare il Re di gloria, amen. Egli è l'Iddio invincibile, amen, alleluia. A te la gloria, Signore. A te la lode, Gesù, alleluia. Meraviglioso tu sei, oh Padre. Meraviglioso sei, Signore, alleluia. Quanto bello sei, Gesù, sulle tue parole ed il tuo amor. Quanto glorioso sei, Gesù, il tuo potere fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento sono lì, mi dai libertà. ti do Gloria, gloria, ti do gloria, gloria.
Gesù, sulle tue parole ed il tuo amore, quanto glorioso sei Gesù, e il tuo potere fu la tua croce, quella che mi salvò Dillo, mi riscattò. e mi riscattò. Per un momento sono lì, mi dai libertà E ti do gloria, gloria, per sempre. ti do gloria, gloria, Ti do gloria, gloria a te Gesù, a te Gesù. ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù. Con una corona di spine Dillo. divenisti re per sempre. Con una corona di spine Dillo. divenisti re per sempre. Con una corona di spine Gesù. divenisti re per sempre. Con una corona di spine divenisti re per sempre. E ti do gloria, gloria, dillo. E ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria A te Gesù, a te Gesù. E ti do gloria, gloria. Diamo gloria a Gesù, alleluia. gloria, gloria. Per Ti sempre. do gloria, gloria a te Gesù. Alleluia. Ti diamo lode e gloria, Signore, perché tua e t'appartiene. Dice la parola: ora avvenne che mentre era in cammino essi si avvicinava a Damasco e all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò intorno. E questo uomo, Saulo, fece un incontro con Gesù. Quella luce, questa sera è ancora in questo luogo. Quella luce è pronta a illuminare il tuo cuore, la tua vita, la tua casa, la tua famiglia. Basta che tu apri il tuo cuore questa sera. Apri il tuo cuore e permetti a questa luce di penetrare nel tuo cuore. Egli ti inonderà di luce. La sua pace, il suo amore ti riempirà e la tua vita sarà trasformata, cambiata radicalmente da qualcuno che è al di sopra di tutti e di tutto. Egli è Gesù, il Signore della gloria. Egli non ti cerca nulla di particolare, ti cerca solo di adorarlo, semplicemente di adorarlo. Chiudi i tuoi occhi, apri il tuo cuore alla sua presenza e adoralo, magnifica il suo nome, adoralo, adora la sua presenza questa sera, perché la sua presenza è in questo luogo. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoralo, adoralo. Oh, Jesus, alleluia. Adoriamo la tua presenza, Signore. Adoriamo tutto di te, Gesù, alleluia. Io ti adoro, Gesù. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore.
Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. La tua grazia, Signore, La tua grazia mi visitò, oh, sanando tutto il mio la cuore. mia casa, La mia casa si illuminò di te. Dillo, hai parlato al mio cuore, Hai parlato al mio cuore. la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Dillo, Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, Signore, tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. adoratori, nella tempesta io sarò al sicuro, dillo. Nella tempesta tu, Signore, dillo, tu hai cura di me, dillo, tu vivi, tu, Signore, tu Certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me. Signore, dillo con fede, Tu hai cura di me, tu vivi in me. Tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me, cura di me, hai 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 cura di dillo me, con forza, hai cura di me, 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 adoratori, dillo, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me, tu
sei la pace mia, hai cura di me. Alleluia. Sì, Signore, tu hai cura di me, Signore. Tu non ci lasci e non ci abbandoni, oh Padre. Tu sei il nostro Dio, il nostro Signore. La nostra alta torre tu sei, oh Padre. Tu ti prendi cura di noi, Signore. E tutti insieme possiamo dire: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Sì, Signore. Tu sei il nostro Dio, Padre, tu ti prendi cura di noi, Signore, ti prendi cura delle nostre case, delle nostre famiglie. Tu non ci lasci, Signore. E per questo ancora in questo momento siamo grati a te, oh Padre, e lo vogliamo dimostrare attraverso l'adorazione. Sì, Signore, vogliamo adorarti con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Amen. Adoriamo il Signore, amen. Adoriamo il Signore insieme, amen. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie Gesù, alleluia. La vita, quando tutto sembra andandi, il perché di questi momenti, qualcosa in te non va. Se sei fuori dalla sua volontà e in mezzo alla tempesta, la sua voce giungerà al tuo cuore quando passerai attraverso le acque. Io sarò con te perché tu appartieni a me, e quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Ci sono dei momenti, dillo, che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Paure, ansietà, problemi, difficoltà. Sembrano montagne nel cammino. E a volte ti domandi il perché di questi momenti e stai lì a pensare, a ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà e in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore, e quando passerai attraverso le acque io sarò con te, perché tu appartieni a me, e quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Salmo 91, dichiaralo, dillo. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo
alberga all'ombra dell'Onnipotente. Alza la tua voce e parla con il tuo papà. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Adoratori, e quando passerai, dillo, sarò con te. Tu appartieni a Gesù, non lo dimenticare. E quando tu camminerai bruciato no, perché tu appartieni a me, dice il Signore, perché tu appartieni a me, dice il tuo re, perché tu appartieni a me, dice il Signore, perché tu appartieni a me. Alleluia. Amen. Quando passerai per le acque non ti sommergeranno. Quando passerai per il fuoco, non sarai bruciato. Ma ci passerai, fratello, per il fuoco, ci passerai per le acque. Ma ricordati che il Signore è con te. Egli è colui che ci protegge. Egli è colui che ci sostiene. Egli è colui che ci porta avanti. Quindi non dire al tuo Dio quanto è grande il tuo problema, ma di al tuo problema quanto è grande il tuo Dio, amen? Perché Egli è un Dio grande, è un Dio che risolve i problemi. Io credo che questo sia il tempo di vivere e di sperimentare il soprannaturale. È il tempo di camminare sulle tempeste, sulle onde, di non fermarsi, ma di andare avanti, di avere gli occhi su colui che è autore e compitore della fede, che possiamo guardare soltanto Lui, Gesù. Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Ed è quel nome che noi ancora in questo momento vogliamo adorare, quel nome che noi vogliamo ringraziare, è quel nome che noi vogliamo innalzare, perché Egli è al di sopra di tutto e di tutti. Amen. Alleluia. Adoralo. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Il nostro cuore confida in te, Signore. Tu sei la nostra ancora di salvezza, Padre, e siamo certi e sicuri, Signore, che tu non verrai meno alle tue promesse. E in questo nuovo anno, Signore, noi vedremo segni, miracoli e prodigi. Vedremo, Signore, oh Padre, la tua parola andare a compimento nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Vedremo la tua gloria, Signore. Sì, oh Padre, perché tu ce l'hai promesso. E le tue promesse sono sì ed amen. Alleluia. Adoriamo il Signore, amen. Alleluia. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. io so, alleluia, Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato. Ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è, Signor, non c'è, Non c'è, non c'è nessun altro come il mio Signore.
morto per me, al posto mio, risuscito il terzo giorno. Alleluia, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. non c'è, Signor, non c'è. Non c'è nessun altro. non c'è nessun altro come il mio Signore. Morto per me, al posto mio, Dillo, risuscito il terzo giorno. Alleluia, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Gesù è morto per me, Signore. Morto per me, al posto mio, risuscito il terzo giorno. Alleluia, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Per l'eternità. Per l'eternità. Alleluia. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. È in quel nome che noi abbiamo salvezza, liberazione, guarigione. Attraverso quel nome abbiamo la grazia. E ancora in questa sera noi ci affidiamo a quel nome e vogliamo presentare queste richieste di preghiera, sapendo per certo e sicuro che attraverso quel nome i nostri fratelli e le nostre sorelle possono ricevere guarigione, liberazione, salvezza nel nome di Gesù Cristo. Padre Santo, ancora in questo momento noi veniamo alla tua presenza e vogliamo, Padre, mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Signore, vogliamo pregarti, oh Padre, per una famiglia che ha perso il figlio di 32 anni. Signore, ti prego, stendi la tua mano. Possa tu, oh Padre, riempire questi cuori e colmare questa perdita con il tuo amore, Signore. Ancora Gabriele, Naomi, Giulia, ti preghiamo per guarigione completa. Signore, manifesta la tua gloria, Signore, in questo tempo.
Stendi la tua mano affinché ci sia guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora il pastore Margherita davanti al tuo trono, Signore, che la tua unzione, oh Padre, la tua benedizione sia sulle loro vite. Riempili della tua presenza ed usali, Signore, per l'avanzamento del tuo regno. Ancora Raffaele e Donato davanti al tuo trono per salvezza. E affinché, Signore, ogni legame, oh Padre, sia spezzato nel nome di Gesù Cristo. Che i loro ginocchi, Signore, si possano piegare a te, che i loro cuori si possano aprire al tuo grande amore. Ancora vogliamo pregarti per Asel, Signore. Oh, Signore, questo gonfiore ai piedi, al fegato, Padre, sia debellato nel nome di Gesù Cristo, Signore. Qualsiasi sia la causa, Signore, in questo momento proclamiamo e dichiariamo guarigione nel nome di Gesù. E ancora vogliamo pregarti, oh Padre, per la dipartita del papà di Maria Lomastro, Signore. Stendi la tua mano. Ti preghiamo, Signore, riempi, oh Padre, questo cuore del tuo amore. Oh Padre, che il tuo balsamo, Signore, possa alleviare queste ferite. E ancora Camillo davanti al tuo trono, Vittorio davanti al tuo trono, Lello, Andrea e quanti ancora, oh Padre, sono nell'afflizione, nella distretta, nell'infermità. Signore, ti preghiamo, ti scongiuriamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, stendi la tua mano e manifesta la tua gloria, che ci sia guarigione, Signore, che ci sia guarigione, papà, te lo chiediamo nel nome di Gesù. E ancora in questa sera ti preghiamo, Signore, possa tu parlare ai nostri cuori, oh Padre, attraverso il cuore e le labbra del tuo servo. Ti preghiamo, Signore, che i nostri cuori si aprano a te e che la tua parola scendi in profondità nei nostri cuori, affinché possa trovare un terreno fertile, mettere radici, Signore. Oh Padre d'amore, vogliamo mettere il proseguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Prendi tu il controllo di ogni cosa, papà, e a te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, pace del Signore. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno che vuole testimoniare, c'è qualcuno? Amen. Vieni sorella, vieni. Io ringraziare Dio per questo anno che noi passato con salute, che sempre aiutare nostra famiglia, tutti quanti. Io ringraziare Dio per tutte le chiese, per tutti i pastori. Io credo Dio che noi andare avanti con Dio. Io l'anno scorso questo giorno proprio troppo malata stava questo giorno. Io ringraziare Dio, io ho alzato, come è arrivato questo anno con questa salute, malattia già finito, io ringraziare Dio per tutto cosa che mi ha dato la mia vita. Alleluia. Se non c'è nessun altro possiamo prendere l'offerta. Amen. Alleluia. Voglio chiamare il fratello Manuele a pregare per l'offerta. Alleluia. Amen, alleluia. Signore Dio, ancora vogliamo dirti grazie, papà, dal profondo del nostro cuore per questa sera. Grazie, Signore, ancora per come ci hai uniti qui. Grazie per la comune adunanza, Signore. Grazie, Signore Padre, ancora per questa offerta che diamo con gioia, Signore, perché sappiamo che Tu sei l'Eterno e che nulla ci mancherà, Signore. Mettiamo il proseguo di questa serata nel palmo della Tua mano, Signore, e ancora, Signore, ti chiediamo di parlare ai nostri cuori attraverso la Tua parola, Signore, e attraverso anche il Tuo servo, Signore. Apri, Signore Padre, il nostro udito, ma principalmente apri il nostro cuore affinché possiamo ricevere questo seme santo della Tua parola. Vogliamo dirti grazie nel nome di Gesù Cristo, che è il benedetto in eterno. Amen. Amen. Apro il mio cuore alla presenza, quando sento quell'essenza, perché so che Lui è qui. Come il vento viene, non avvisa, quando è sopra la mia vita, viene e soffia su di me. Il mio cuore torna a battere e si rinnova se sono qui.
cuore cerca solo te, perché ti aspetta e torna a te. Lo Spirito di Dio mi dà la vita, come quella pioggia che scende sul deserto e viene su di me come una brezza, stilla quella grazia che col suo amore dentro me, Gesù. Amen, alleluia, gloria a Dio, amen, alleluia. Vogliamo ascoltare il consiglio della sua parola, vogliamo ascoltare ciò che Dio vuole dire alle nostre vite. Abbiamo fame e sete della parola di Dio, amen, alleluia. Pace a tutti voi e pace a quanti sono collegati con noi da casa. Vogliamo ringraziare Dio primariamente per questo anno nuovo che ci ha donato, perché è sempre una grazia dell'Eterno che Egli ci fa di essere qui nella sua casa e di avere dei giorni meravigliosi. Io in questa sera, il Signore in questi giorni aveva messo una parola nel mio cuore, e quando, non so chi era presente, ma penso un po' tutti noi, il pastore Sergio mercoledì, quindi qualche giorno fa, predicava quel passaggio dell'Antico Testamento parlando di Ben-Hadad, quindi di una guerra, di una battaglia. Io stavo lì al posto e osservavo, dicevo, guarda un po', non è lo stesso brano, ma è sulla falsariga di quello che il Signore aveva messo nel mio cuore. Difatti lui citava anche qualche passaggio della parola di Dio che vi citerò io in questa sera, e dicevo, guarda un po' come ci meravigliamo, sapete perché? Siamo fatti un po' così, però lo Spirito del Signore ci unisce e lo Spirito Santo parla a tutti allo stesso modo. E io penso proprio che in questo tempo, fratelli cari, proprio di questo inizio di un nuovo anno, Dio voglia, come posso dire, parlare con più forza alle nostre vite di quello che è la nostra vita, il nostro combattimento, di quello che siamo stati chiamati a fare. A volte noi pensiamo che il Signore ci ha liberati dal cattolicesimo, ognuno di noi era schiavo di tante situazioni, ma veniva da questa, diciamo un po' così, religione particolare, e quindi abbiamo pensato di trovare, certamente, ma abbiamo trovato cose meravigliose, straordinarie, perché abbiamo conosciuto questo Dio meraviglioso che è vivente e che opera nella vita delle persone. Però, fratelli cari, a volte noi non riusciamo a comprendere che quando facciamo una scelta, abbiamo fatto una scelta, perché se siamo qui in questa sera tutti noi è perché abbiamo fatto una scelta. Quella scelta significa che noi siamo scesi in campo per fare una guerra, e questa guerra continuerà fin quando il Signore non tornerà. Vogliamo prendere, ho fatto un inciso così molto velocemente, ma vogliamo prendere la parola di Dio da Efesini, capitolo 6, dal versetto 10 al 20, è un brano molto conosciuto, ma soprattutto il Signore vuole farci comprendere in questa sera quali sono le armi che il nemico usa e quali sono le armi che il popolo di Dio deve usare contro il nemico delle nostre anime. Quindi Efesini capitolo 6 dal versetto 10 al 20, e se abbiamo preso tutti vogliamo alzare, come diciamo sempre, questa spada dello Spirito che è la parola di Dio in alto, ma l'abbiamo già levato nel mondo dello Spirito. Quindi vogliamo pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera noi ti siamo grati di vero cuore per come ci hai dato questo nuovo anno e per come, Signore, l'anno che ci ha preceduti, Signore, è stato un anno meraviglioso, ma sapendo, Padre, che tu per noi hai preparato cose ancora più meravigliose e opere che noi dobbiamo compiere. E noi in questo tempo, Signore Dio, vogliamo essere, Signore, quei servi, quelle serventi, Padre, che sappiano indossare quell'armatura che tu ci hai dato per combattere il buon combattimento della fede e vincere, perché tu ci hai chiamato a vittoria. Ti prego di benedirci in questa sera, di ungere il mio capo, di ungere le mie labbra, Signore, affinché ogni mia parola sia dettata dalla tua volontà
e che ancora il tuo Spirito in questa sera, Signore, possa parlare ad ogni cuore, anche a quanti ci ascoltano da casa. Ti ringrazio con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme quindi Efesini 6 dal versetto 10. Dice così questa parola: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i denominatori di questo mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo posso annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Fin qui la parola di Dio. Dicevo prima, fratelli cari, nella premessa, che noi siamo chiamati a combattere, siamo chiamati ad essere degli uomini e donne di guerra. Dice, ma non bastano un po' le guerre che ci sono nel mondo, ci si mettiamo anche noi. Io non parlo di guerre che vediamo con armi sofisticate e che in questo tempo sicuramente ne costruiranno ancora di più. Io non parlo di quello, io vi parlo di un'arma potente, particolare, fratelli cari, che è dietro tutto quello, questa malvagità che noi vediamo nel mondo. Forse non si riesce a capire, molti non capiscono che dietro questi personaggi che fomentano guerra, fomentano violenze, fomentano tanta sofferenza all'umanità, ci si nasconde il nemico. Noi a volte vediamo la persona, no? Vediamo quella persona e dice, ma com'è malvagio, com'è cattivo quell'uomo, quella donna che ha fatto quelle cose o sta facendo quelle cose. Ma noi come popolo di Dio, fratelli cari, sappiamo, come dice questa parola, che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, cioè non è contro quella persona che mi sta davanti, o quella persona potrebbe essere un uomo, una donna, un presidente, un'autorità, chiunque possa essere. Ma noi dobbiamo comprendere, fratelli cari, che dietro quella persona si nasconde il nemico delle nostre anime, che manovra quelle persone, che dietro quelle persone fomenta tutto quello che noi vediamo nel mondo. Perché sarebbe inaccettabile, inammissibile pensare che un uomo, come adesso vediamo, non voglio fare nomi, ma noi vediamo tutto quello che c'è nel mondo, dove degli uomini si rivestono di autorità, di potere, soggiogando, fomentando guerre, uccidendo persone. E dico, ma com'è possibile tutto questo se dietro questa persona non c'è qualcuno, qualche potere occulto? C'è. E noi come popolo di Dio, fratelli cari, siamo chiamati, come diceva la parola alla fine che abbiamo letto, a pregare continuamente. Non contro le persone che ne vediamo, che possiamo toccare, possiamo parlarci. Ma noi dobbiamo pregare sapendo che dietro quelle persone ci si nasconde il nemico delle nostre anime e aizza le persone a fomentare tanta violenza, tanta guerra, tanta malvagità che noi vediamo nel mondo. E a volte noi, tante volte proprio nel vedere tutto quello che ci accade intorno, possiamo dire, fratelli cari, perdonatemi un po' come disse l'Apostolo Paolo già 2000 anni fa, pensate adesso, Maranatà, Signore torna e liberaci da tutto questo. Però tornando alla parola di Dio, fratelli cari, noi siamo stati chiamati. Noi dobbiamo comprendere, io per questo facevo un inciso prima, non so perché il Signore ha messo nel cuore quella parola che già aveva messo nel cuore del suo servo, anche forse su un aspetto diverso, ma proprio perché il Signore vuole farci comprendere a tutti noi, è vero che in questo anno ha preparato cose preziose, meravigliose, ma la guerra, fratelli cari, per vedere la gloria di Dio, il combattimento diventerà sempre più aspro, più arduo. Il nemico, fratelli cari, non è che sta a guardare o sta fermo,
O come facciamo a volte noi pensando che sia un giorno di festività, un giorno di riposo, un giorno di vacanze. Il nostro nemico, fratelli cari, non va in vacanza, non si riposa, perché dice la parola di Dio che va intorno come un leone ruggente chi possa divorare. E continua e gira e gira e gira. E tante volte va a bussare proprio alle porte di quelle persone, forse anche di fratelli e di sorelle che pensano di essere nella volontà di Dio. Va a bussare, va a chiedere, dice fammi vedere un po' se questo qui è nella volontà di Dio, se ha messo protezione, se ha messo un guardiano nella sua vita. E tante volte quando va a bussare, fratelli cari, trova le porte spalancate e come dice la parola, spazzate adorna la casa affinché lui si possa entrare, e non entra da solo, ma entra con spiriti ancora peggiori di quello che c'erano prima. Ma tornando alla parola di Dio, fratelli cari, quindi dice la parola in questa sera che il nostro conflitto è spirituale contro il male, fratelli cari, contro il male. E fin quando questo combattimento non si fermerà, fin quando noi non passeremo all'altra vita, durerà tutta la nostra vita. Una volta che noi abbiamo scelto il Signore, abbiamo scelto di servire, di fare la sua volontà, noi abbiamo fatto una scelta di campo, e questo dura fin quando, fratelli cari, non passeremo all'altra riva, o se il Signore non viene prima. In Seconda Corinzi, al capitolo 10, versetto 4, è scritto un versetto che io voglio prendere insieme a voi, e dice così: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Abbiamo letto nella parola di Dio prima, fratelli cari, che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E dice questa parola perché le nostre armi, la nostra guerra non sono carnali. Io non posso combattere carnalmente, con le mie mani, con i miei piedi, con le mie labbra, con quello che io posso avere, diciamo, a portata di mano. Perché la mia guerra non è carnale, con quello che io posso toccare, posso vedere. La mia guerra, fratelli cari, è qualcosa di spirituale. E in questa parola dice però in Seconda Corinzi, sempre l'Apostolo Paolo, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Noi non siamo chiamati a perdere, fratelli cari, anche se a volte, come è scritto nella parola in Genesi, dove il nemico può ferirci il calcagno. Può ferirci il calcagno. A volte, fratelli cari, mi viene sempre in mente questa espressione: se io cammino e un serpente, vi faccio un esempio così molto semplice, mi morde un po' alla base dei piedi perché è la parte che tocca terra, se io ricevo un morso, fratelli cari, la prima cosa che faccio è piegarmi. E piegarmi, fratelli cari, faccio così e dico: che è successo? E mi accorgo che forse un serpente o altro mi ha morso. E quindi questo che cosa significa? Che il nemico, fratelli cari, cerca di morderti per farti piegare. Ma abbiamo letto nella parola di questa sera che noi dobbiamo stare ritti, saldi, in piedi. Io posso anche essere ferito, fratelli cari, ma io non sono chiamato a piegarmi e a continuare a camminare piegato così per la mia vita. Posso anche ricevere un attacco del nemico, ma mi dice la parola di Dio in questa sera che io devo stare ritto, in piedi. Perché, fratelli cari? Sapete perché? Perché la vittoria è assicurata. E sapete perché è assicurata? Perché il nostro Dio, il nostro Gesù è risorto. E quindi è risorto dai morti, ha pagato il nostro peccato e ci ha dato vittoria. Questa è la verità. Noi non siamo chiamati a perdere, anche se possiamo subire, come dicevo prima, degli attacchi del nemico. Perché no? Anzi, preoccupatevi, fratelli cari, ve lo dico con tutto il mio cuore e sincerità, preoccupatevi quando le cose nella vostra vita vanno tutto per il verso giusto. Tu ti giri intorno e vedi che in ogni area della tua vita va tutto per il verso giusto, c'è quiete, c'è calma. Ti devi preoccupare. Dice, ma perché il nemico, fratelli cari, sta sempre in agguato. Ma questo non ti deve preoccupare. Non ti deve preoccupare. Ma questo ti deve armare di preghiera, come diceva la parola, a vegliare, a dire: io vedo tanta quietudine intorno a me, tanta calma, ma quale sarà la strategia e l'attacco che il nemico sferrerà contro di me? Allora devo stare, non abbassare mai la guardia, non abbassare mai le armi, fratelli cari,
ma sempre vegliare diritti, come dice la parola di questa sera, saldi sulla parola di Dio senza muoverci. E vedete, dice la parola di Dio, e disse un giorno il Signore, quando i discepoli erano preoccupati, vi ricordate? Certo, era bello stare con Gesù. Gesù provvedeva per loro, guariva, liberava. Era meraviglioso stare con Gesù. Qualsiasi difficoltà si potesse avere, i discepoli basta che invocavano Gesù, chiamavano Lui in soccorso e Lui operava. Sgridava i venti, le tempeste, provvedeva il mangiare, il bere. E quindi si stava bene. Ma quando il Signore cominciò a predicare, a dire ai Suoi discepoli che doveva ritornare al Padre, i discepoli erano preoccupati. Dice: adesso giustamente come faremmo? Come facciamo adesso? Pensando che il Signore sarebbe tornato al Padre rimanendo lì là sprovveduti. Il Signore, fratelli cari, non ha rimasto sprovveduti i Suoi discepoli e non ha rimasto sprovveduto io e te, la Sua Chiesa, i Suoi figli. Quanti lo hanno scelto? Perché dice la parola di Dio: se io me ne andrò al Padre, ma vi manderò un altro consolatore, che è lo Spirito di verità, ma soprattutto è uno spirito di potenza, fratelli cari. È uno spirito di potenza che Dio ci ha dati. Non ci ha rimasti sprovveduti, non ci ha rimasti disarmati a lottare contro il nemico delle nostre anime. Lui ci ha equipaggiati, fratelli cari, ci ha formati, ci ha dato del suo spirito, dice la parola, uno spirito di potenza. E non è la mia forza, non è la mia potenza fisica o intellettuale o morale o altro, non è quella. La mia potenza è attraverso lo spirito che, come dice la parola, dimora nella mia vita, nella tua vita. Perché il mio combattimento è spirituale e io devo combattere spiritualmente attraverso lo spirito che il Signore mi ha dato. E quindi la guerra, fratelli cari, è contro le opposizioni, le malvagità. Dietro tutto questo dove si nasconde il nemico. E noi, fratelli cari, siamo chiamati a pregare, a lottare contro queste forze spirituali della malvagità. Vedete, queste potenze delle tenebre sono forze spirituali del male che fomentano quello che io vi ho detto prima, muovono il cuore degli uomini, dell'umanità in genere, e vediamo tutto quello che vediamo, guerre, violenze ed altro, perché queste forze del male agiscono, fratelli cari, dietro le persone che noi vediamo così. Vediamo delle persone ma non riusciamo a comprendere che dietro, diciamo, quelle persone così autorevoli si nasconde il nemico. Hitler, fratelli cari, io non so chi conosce un po' la storia di quest'uomo, uno dei più crudeli, dove sotto la sua autorevolezza, sapete meglio di me, ha sterminato 6 milioni di ebrei. Si dice che nella sua infanzia lui ha avuto a che fare con l'occulto. E che cosa pensate, fratelli cari? Che quell'uomo aveva tutto quel potere, perché era un potere suo personale? Fratelli, dietro quell'uomo si nascondeva un'autorità, una potestà, uno spirito potente che ha mosso, ad aggirato il cuore degli uomini e ha fatto tutto quello che noi abbiamo letto, diciamo, storicamente parlando, perché non penso che qualcuno di noi abbia assistito a questo, ma sappiamo tutto quello che è successo. Allora vedete il nemico come si muove, fratelli cari, dietro, e usa armi particolari, armi, fratelli cari, che noi dobbiamo comprendere. Perché vedete, se da questa parte il Signore ha dato dei ministeri, ha dato autorevolezza, ha dato potenza, ma dall'altra parte, fratelli cari, noi ci troviamo a lottare contro delle schiere che anche lì sono ben organizzate. Ci sono dei principati, delle potestà, dice la parola di Dio. Io non so chi si ricorda un po' in Daniele, mi sembra capitolo 9, dove c'è questa guerra particolare. A volte non si riesce a comprendere perché le nostre preghiere sono impedite. Daniele, fratelli cari, dice la parola di Dio, in cuor suo, dal primo giorno si mise nel cuore di chiedere a Dio una risposta particolare e quindi consacrò la sua vita, voleva fare un digiuno di 21 giorni. Dice la parola di Dio, fratelli cari, che quando si mise nel cuore di fare questo digiuno, di chiedere a Dio quale sarebbe stato il tempo della cattività, dice che il Signore subito, a quella posizione di quel suo servo, mandò un suo angelo in risposta. Perché Dio manda risposte, fratelli cari, ma dice la parola di Dio che quando questo angelo, che in quel caso era
Gabriele, un angelo messaggero che doveva portare la risposta di Dio a Daniele, dice: quando scende in quel territorio incontra una difficoltà, c'è un potere forte, c'è il re di Persia, c'è questo spirito potente che impedisce all'arcangelo messaggero Gabriele di portare la risposta a Daniele. Ci sono queste cose, fratelli cari, non le sottovalutiamo, perché il nemico dall'altra parte è ben organizzato. Certo, ci sono degli spiriti così molto semplici ma ci sono anche dei principati, delle potestà. Io non so se vi siete mai accorti, a volte tu entri in qualche territorio per annunciare, a volte si organizzano delle campagne evangelistiche, ti accorgi che vai in un determinato posto dove c'è tenebre, dove mi sembra che la parola di Dio non attecchisce, dove mi sembra che il popolo è distante, è lontano, non ascolta. Perché in quei territori, fratelli cari, ci sono dei principati, ci sono delle potestà, ci sono delle fortezze, fratelli cari, che noi possiamo demolire attraverso la preghiera. Questo ci chiama a fare il Signore, fratelli cari. Io non posso vedere la malvagità di una persona, devo vedere quello che c'è dietro quella persona. Non posso usare violenza contro una persona che mi viene contro a farmi del male, perché devo comprendere, fratelli cari, che dietro quella persona che cerca di farmi del male, o qualsiasi contesto possa vivere, c'è il nemico che opera e cerca di farti cadere, di farti sbagliare, di farti perdere la testimonianza, perché quello ti aizza, ti provoca, ti fa tante cose e cerca in qualche modo di farti reagire in malo modo, per poi farti cadere, per poi dire: tu sei figlio di Dio, tu sei quello che predica l'Evangelo, e tu ti comporti in questo modo. Questo è quello che fa il nemico, fratelli cari, e noi dobbiamo imparare che le sue armi sono molto sottili. Allora come facciamo, fratelli cari? Dicevo prima che il Signore non ci ha rimasti sprovvisti tutti quanti, e in questo passaggio della parola di Dio il Signore ci ha detto che noi dobbiamo prendere la completa armatura di Dio. Egli ci ha dato un'armatura che dalla testa ai piedi ci ha protetti, ma soprattutto, fratelli cari, non solo ci ha protetti, ha provveduto per essere protetti contro il combattimento che noi facciamo contro il nemico. Ma egli ci ha dato anche qualcosa per offendere. E noi prima in alto, fratelli cari, abbiamo alzato questa parola. Questa è la spada dello Spirito, con questa parola si vincono le battaglie e le vittorie. Quando tu ti rifugi dietro questa parola, quando tu non muovi i tuoi piedi da questa parola, perché il nemico, fratelli cari, a volte viene effettivamente con violenze, ma a volte, fratelli cari, il nemico viene anche per cambiare e trasformare questa parola e ti dice: guarda che non è scritto così, non è la verità. E qualcuno, come si diceva anche in un altro contesto, cerca di portarti e predicarti un Vangelo diverso. E ce ne sono tanti in giro che predicano un Vangelo diverso, falso, fratelli cari. Un Vangelo che non ti porta al Signore, ma che ti porta direttamente all'inferno. Allora non dobbiamo restare, fratelli, ben saldi su questa parola. E dice la parola di Dio che la prima copertura che noi dobbiamo avere è la cintura dei vostri fianchi. È come se io ho messo la cintura in questa sera ai pantaloni per far sì che non possano cadere, così io mi devo armare di una cintura ai nostri fianchi che è la cintura della verità. La cintura della verità, fratelli cari, è la fedeltà alla verità della parola di Dio. È la fedeltà a questa parola. Io devo avere stretto ai miei fianchi, certo, anche la cintura per tenere sui miei pantaloni, ma devo anche capire che questa cintura che io devo indossare è la fedeltà alla verità e alla parola di Dio. Io devo capire che io devo essere fedele a questa parola, a questa verità, fratelli cari, e non ve ne sono altri. Quando arriva il nemico io devo restare così, armato di questa cintura che mi tiene i fianchi stretti, a dire: io sono nella verità. Dio è la verità, Gesù è la via, la verità e la vita, disse la parola. E io non mi muovo da questo. Tu mi puoi dire quello che vuoi, mi puoi annunciare quello che vuoi, ma io non mi muovo da questa posizione, perché questa è la verità. Poi dice la corazza della giustizia. Ma a cosa serve la corazza della giustizia? La corazza, fratelli cari, è un armamentario che si metteva sul corpo, sul dorso,
per proteggersi dalle frecce acuminate o dalle lance che il nemico scagliava, ma per proteggere che cosa? È per proteggere il mio e il tuo cuore, fratelli cari. Questa è la verità, perché per proteggere il cuore da che cosa? Dall'impurità, dalle cose oneste. Noi dobbiamo avere nel nostro cuore la purezza, l'onestà, fratelli cari, a far sì che il nostro cuore non sia inquinato da niente e da nessuno. Ecco perché indossare questa corazza che ti protegge il cuore, ti protegge affinché tu possa vivere nella purezza e nell'onestà. C'è quel canto meraviglioso quando dice: Padre, dammi un cuore puro. Chi ha scritto quel canto guidato dallo Spirito dell'Eterno ha scritto delle cose meravigliose che sono veritiere alla parola di Dio. Padre, dammi un cuore puro. È così. Il Signore ci ha dato questa corazza della giustizia affinché noi possiamo avere un cuore puro, onesto. Che non ci sia nel nostro cuore, non ci sia niente di impuro, di disonesto. Poi dice la parola di Dio che dobbiamo, se ci ha cominciati a proteggere, ma ci ha dato anche qualcosa per camminare. E dice che noi dobbiamo avere i calzari, mettere ai piedi dei calzari lo zelo dato dal Vangelo della pace. Il Signore ci ha dati anche dei calzari, un po' delle scarpe per proteggerci, per camminare. Ma per fare che cosa, fratelli cari? Per spendere il mio tempo, il tuo tempo, per andare così, a camminare ovunque il mio cuore mi porta. Il Signore mi ha dato dei calzari dello zelo per continuare ad annunciare la parola di Dio. Perché il mio combattimento contro il nemico è quello che vorrebbe fermarti, e proprio vorrebbe fermarti nell'annunciare l'Evangelo. Ma il Signore ha provveduto anche per questo. Ti ha dato dei calzari, fratelli cari, delle calzature, che è lo zelo dato dal Vangelo della pace, che io e te dobbiamo annunciare continuamente. E il nemico vorrebbe fermarti, vorrebbe che tu non camminassi, vorrebbe che tu ti fermi, che tu stai lì in ozio. Ma il Signore ci ha chiamati e ci ha forniti dei calzari affinché noi possiamo continuare ad annunciare, fratelli cari, il Vangelo della pace, della verità, della potenza di Dio. E fratelli cari, dice la parola di Dio, ci ha dato anche uno scudo della fede. Uno scudo. Qui l'Apostolo Paolo, fratelli cari, si rifà un po', come fa sempre, anche lui, all'esercito romano. Io non so chi conosce un po' questo scudo romano, era uno scudo molto grande, rettangolare, ma c'aveva una cosa particolare questo scudo. Perché dice la parola di Dio, lo scudo della fede per spegnere ogni dardo infuocato del nemico. Ma come era fatto questo scudo? Lo scudo romano, fratelli cari, era rettangolare, grande, affinché una persona potesse proteggersi, ma davanti a questo scudo c'era delle pelli attaccate su questo scudo e inzuppate di acqua. Perché quando il nemico scagliava delle frecce incendiate, quando si attaccavano a quello scudo non si incendiava, ma si spegnevano, perché c'era una pelle inzuppata d'acqua. E lui prende proprio questo armamentario dell'esercito romano e lo porta a noi. E dice che Dio ci ha dato lo scudo della fede. Io attraverso questo scudo della fede che metto davanti a me, la fede, fratelli cari, nella parola di Dio. La fede, fratelli cari, affinché attraverso la mia e la tua fede il nemico non mi possa colpire. Mi devo rifugiare dietro questo scudo particolare. Perché se io posso spegnere i dardi infuocati del nemico, li posso spegnere solo attraverso la fede. Cioè io ho fede e continuo a confidare in colui che mi ha chiamato, come dice la parola, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Solo attraverso quella fede io mi posso riparare da tutto quello che il nemico mi vuole scagliare. E le frecce del nemico sono svariate, fratelli cari, arrivano da ogni lato. Ecco perché diceva la parola di Dio, bisogna stare ritti, saldi, in piedi. E lo dice 2 o 3 volte in questo passaggio. Perché noi non possiamo cadere, fratelli cari. Non possiamo permetterci che il nemico ci colpisca e ci possa atterrire, ci possa far cadere, non ci possa far camminare. Perché dice la parola di questa sera che il Signore ci ha forniti di ogni arma affinché noi possiamo combattere il buon combattimento
della fede. E poi dice un'altra cosa particolare, perché se tutto il mio corpo è ben protetto, rimane la testa scoperta, ma anche lì il Signore ha provveduto. E dice la parola di Dio che Egli ha provveduto l'elmo della salvezza. Ma che cos'è? Sapete un po', l'elmo serviva un po' a proteggere la testa dagli attacchi del nemico. Ma da che cosa dobbiamo, fratelli cari, proteggere la nostra mente, la nostra testa? Dobbiamo rinnovare la nostra mente ogni giorno, cioè la fiducia, fratelli cari, ed avere la certezza che noi abbiamo vittoria. Noi dobbiamo, fratelli cari, rinnovare la nostra mente. Vedete, a volte il nemico non è che nelle nostre vite fa chissà quel cosa, ti mando una freccetta, ti arriva alla mente e tu su quel pensiero, su quella parola forse detta anche da una persona, forse cara, la tua mente comincia a macinare, comincia a fomentare. E quella piccola parola nella tua testa diventa un nido incredibile. Se io non metto questo scudo, quest'elmo della salvezza sulla mia testa, quando arriva questa parola, questo dardo nella mia mente, questo comincia a costruire. Invece se io ho l'elmo sulla mia testa, come arriva questa freccetta, questa frecciatina, come la vogliamo chiamare, questa parola, questo dardo del nemico, con lo scudo non entrerà nella mia mente perché è ben protetto. E la mia mente rimane, fratelli cari, rimane rinnovata, rimane, fratelli cari, pura, rimane senza fomentare pensieri e pensieri e pensieri. Perché il nemico, fratelli cari, fa questo e basta, poi il resto lo facciamo noi. Ma in questa sera dice la parola di Dio, fratelli cari, che Egli ci ha forniti completamente di ogni armatura per combattere il buon combattimento. Io fino ad adesso, fratelli cari, vi ho parlato di protezione del nostro corpo. Vi ho parlato dell'elmo, della corazza, della cintura, dei calzari ben protetti, ma anche per camminare. Ma cosa pensate? Che Dio ci ha dati un armamento solo a difesa. Dice, vabbè, sono protetto, dove mi scaglia il nemico, dove mi attaccherà, io sono protetto. No. Il nostro Dio è un Dio meraviglioso, fratelli cari, perché non solo ci ha protetti in quello che abbiamo letto nella parola di Dio, e ci ha fatti comprendere come proteggerci, fratelli, dagli attacchi del nemico, che non sono carnali come qualcuno pensa, ma sono spirituali. Ed Egli ci ha dato delle armi, fratelli cari, delle protezioni affinché noi ci possiamo difendere. Ma soprattutto, se io sono sceso in battaglia, in guerra, io non sto lì a ricevere continuamente nella mia vita ciò che il nemico mi viene contro, usare tutte le sue armi, le sue strategie. Certo, ho la copertura in ogni area della mia vita, ma io ho anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Questa qui, fratelli cari. E sapete, questa parola meravigliosa, chi si ricorda, l'ha usata Gesù. E pensate un po' che Gesù poteva distruggere il nemico delle nostre anime, il suo, in modo diverso. Poteva schiacciarlo in un momento sotto i piedi. Ma che cosa ha fatto Gesù? Come ha sconfitto il nemico? Ha usato il suo potere, la sua autorità. Io sono Dio, sono il creatore. Non ha usato questo, fratelli cari. Ha usato la parola. Perché quando il nemico ha cercato di travisare questa parola e dargli un senso che non ha, perché l'ha tentato sempre attraverso questa parola, ha detto più di una volta: sta scritto, sta scritto. E se chi si ricorda, fratelli cari, c'è una setta intorno a noi che muove proprio in questa direzione. Quando cercano di puntellare le dottrine, false dottrine che portano al mondo, loro dicono: sta scritto, vieni a vedere questo versetto qui, apri, vedi, sta scritto così, guarda. Prendono dall'intera parola di Dio un versetto e cercano di farne una dottrina diabolica. State attenti, perché il Signore disse, quando il nemico gli disse sta scritto, ed era scritto, il Signore disse sta altresì scritto. Allora come combatti il nemico? Con la parola di Dio. Quando ti viene e anche ti vuole aggirare attraverso anche la parola del Signore e dagli un senso che non ha,
dagli un senso diabolico, tu dici sta altresì scritto. Questa è la spada che annienterà il tuo nemico. Quando tu ti rifugi in essa, hai fatto di questa parola il fondamento della tua vita. Come ha fatto Gesù, fratelli cari. Non ha usato chissà quale potere. Qualcuno quando legge in Matteo la tentazione di Gesù nel deserto, lo sai che cosa dicono? È una menzogna incredibile quando ti dicono ma quello era Gesù. Certo che poteva vincere il nemico. No. Gesù non ha usato la sua autorità, si è rimesso all'egida della parola di Dio. Lui si è sottomesso alla parola di Dio e ha detto sta scritto e sta altresì scritto. E quando il nemico ha ascoltato ciò che il Signore ha detto, la verità di questa parola, dice la parola di Dio che lo ha lasciato andare per un certo tempo. Perché questa è la spada dello Spirito che ti dà la vittoria contro il nemico della tua anima. Questa parola, non allontanarti mai da essa, disse un giorno il Signore a Giosuè. Vuoi avere vittoria, disse a Giosuè, vuoi avere vittoria? Non gli disse allenati, equipaggiati con la spada o la lancia o il cavallo, quello là più forte. Ma medita questa parola giorno e notte e su di essa fonda la tua vita. Ed ora avrai vittoria in ogni cosa che la tua mano intraprenderà a fare. Rifugiati in questa parola. A dire sta scritto così. Nella parola di Dio è scritto così, o io faccio così, mi muovo così. E non ascolterò voci lontane o voci che vogliono distrarmi dalla verità della parola di Dio. Vedete, il Signore nel deserto vinse così, ha vinto sempre così contro il nemico delle nostre anime. E Dio ti ha dato vittoria, fratello, sorella. Non scoraggiarti a dire, ma io sono indifeso. Come faccio contro questo nemico così potente, questa schiera di angeli che è organizzata in autorità, potenze, in potestà, in fortezze? Tu le puoi demolire perché Dio ti ha dato uno spirito di potenza. Dio ci ha equipaggiati, fratelli cari. Abbiamo letto in questa sera che io e te non siamo sprovveduti o disarmati. Egli ci ha equipaggiati a scendere in guerra, a combattere, ma soprattutto a vincere e a riportare vittoria continuamente. Anche se il nemico può ferirti, come dicevo prima, qualche volta il calcagno. Ma tu non sei chiamato a stare piegato come quella donna che la ridusse per 18 anni piegata a non guardare il cielo, a non guardare il sole e le stelle. Era il nemico, perché il nemico non vuole farti guardare in alto, vuole farti guardare in basso. Allora può succedere che tu puoi essere ferito e ti puoi piegare un attimo a vedere ciò che è successo ai tuoi piedi, alle tue ferite, ma poi alzati e ricordati di questa parola, ricordati che tu hai ricevuto un'armatura da parte di Dio. E soprattutto che attraverso la spada dello Spirito, fratelli cari, noi possiamo non solo difenderci, ma offendere e vincere. Perché questa spada, fratelli cari, come Paolo scriverà anche in Romani, capitolo 1, versetto 16 e 17, che l'Evangelo è potenza di Dio. L'Evangelo è potenza di Dio. Del giudeo prima, certo, ma poi per tutti quanti coloro che accetteranno questa parola è potenza. Potenza significa che è potente da cambiare i cuori, fratelli cari, da cambiare i destini delle nostre vite, da rimettere insieme i matrimoni, da rimettere insieme, fratelli cari, ciò che il nemico cerca di distruggere. Perché il Vangelo, la parola di Dio è potenza di Dio. E questa potenza va contro il nemico delle nostre anime che cerca di disunire, di portare divisione, guerre e tutte le cose malvagie e negative e tutto il male che noi vediamo in questo mondo. Ma noi siamo chiamati come Chiesa di Gesù a guerreggiare, a vincere. Ecco perché in questa sera il Signore ancora una volta, attraverso anche un aspetto diverso della parola, ci sta parlando di guerre, ma sta parlando soprattutto di vincita, di vittoria e non di perdite, non di arretrare, ma di avanzare, fratelli cari. In questo tempo non ti scoraggiare perché il nemico verrà e l'abbiamo letto, l'abbiamo detto, ma questo non ti deve scoraggiare. Tu ti devi armare in questa sera, devi stare ritto, così, in piedi,
fondato la tua vita su questa parola e da questa non ti devi muovere e tu otterrai vittoria. E dice la parola di Dio alla fine di questo passaggio che abbiamo letto: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito. Lo sapete che cos'è questa preghiera? La preghiera è un'azione di guerra. Sapete perché? È un'azione di guerra perché quando io prego, la mia preghiera insieme a quella di papà, del mio Signore, è unita insieme, significa comunione. E quindi significa guerra contro il nemico e vittoria. Vi ricordate di Mosè, fratelli cari? Sul monte pregava, non stava lì in valle con gli altri a guerreggiare, pregava. E quando le sue mani erano stanche, i suoi fratelli lo aiutavano con le mani in alto. E dice la parola che quando alzava le mani il popolo vinceva, perché lui pregava e Dio era con lui là in guerra e vinceva. Quando le mani si abbassavano il popolo perdeva. Allora vedete, pregate per mezzo dello Spirito in ogni tempo, con ogni sorta di suppliche, di preghiere, perché è un'azione di guerra contro il nemico, perché il Signore è con noi. Quando io prego, io stringo una comunione con il mio papà e il mio papà è in guerra con me, è in guerra con te. E quella guerra, fratelli cari, ha una sola vittoria, è la nostra. Ecco perché in questo tempo non ti scoraggiare. Non ti scoraggiare se il nemico sta arrivando, come dice la parola, per una via. Il Signore lo metterà in fuga per 7 vie, attraverso quello che abbiamo letto in questa parola, perché Egli ci ha destinati alla gloria, alla vittoria, fratelli cari. Noi siamo testa e non coda, fratelli cari, impariamo questo nella nostra vita. A volte mi sembriamo i più miserabili degli uomini, pensando di non aver ricevuto nulla. Noi abbiamo ricevuto, fratelli cari, tanto. Abbiamo ricevuto una ricchezza inestimabile, ma soprattutto una potenza inestimabile. Altro che la guerra che la Russia muove contro questo piccolo gregge, usando tutte quelle sue armi particolari, strategiche, e non c'è vittoria. Non c'è vittoria. Ma con noi c'è vittoria, perché c'è il nostro amato Gesù. Allora in questa sera alziamoci in piedi, come diceva la parola. Siamo ritti, saldi, su quello che abbiamo ascoltato. E guardati intorno, come stai lottando contro il nemico della tua anima? Come stavi lottando fino a questo momento di questa sera o dell'altro ieri, quando il pastore ha predicato sullo stesso pensiero? Come stai lottando? Come stai affrontando il tuo nemico? Con le tue armi, con la tua forza, con la tua intelligenza, con le tue parole? No, fratelli cari, non affrontare più il tuo nemico così. Affrontalo con quello che abbiamo letto in questa sera. Prendi coraggio, rivestiti, se c'è ancora una parte del tuo corpo scoperta. Il Signore ti dice in questa sera: rivestiti della completa armatura di Dio. Rivestiti, metti protezione dalla testa, alla corazza, ai fianchi, ai piedi, e soprattutto usa la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e tu avrai vittoria. Perché noi quella vittoria l'abbiamo già avuta, perché Cristo ha vinto per noi, ha donato la sua vita per redimerci dai nostri peccati e darci vittoria. Quando Lui ha gridato su quella croce: tutto è compiuto, ha detto: papà, io ho fatto tutto quello che tu mi hai chiamato a fare. E in quel tutto compiuto c'eravamo io e te, in quella vittoria c'eravamo io e te, siamo io e te, e per quanti ancora crederanno in Lui. Non ti scoraggiare, piccolo gregge. Questo anno che ci è posto davanti è un anno di guerra, perché il nemico, sapete, sa che il suo tempo, a volte non come siamo noi che pensiamo che Dio tarderà ancora tanto tempo. Lui sa che il suo tempo è sempre più piccolo, più striminzito. Si sta avvicinando l'ora del suo giudizio. Un giudizio, fratelli cari, che lo porterà all'inferno, perché l'inferno è stato fatto per Satana e i suoi angeli, non per i figli di Dio. Allora in questa sera armati, sapendo che Dio ti ha posto davanti un anno meraviglioso, potente, ma soprattutto c'è da combattere. C'è da combattere, fratelli cari, e noi siamo dei guerrieri.
Alziamo le mani insieme, siamo dei guerrieri. Siamo dei guerrieri, siamo chiamati alla vittoria. Siamo chiamati alla vittoria. Tutto quello che il nemico ti ha rubato, riprendilo. Riprendilo. Vagli contro. Non indietreggiare più, vagli contro. E dire: io vengo a te nel nome di Gesù, come disse Davide, e ti abbatterò, ti taglierò la testa e mi riprenderò. Tutto ciò che tu hai rubato negli ultimi tempi, me lo riprenderò con gli interessi, perché Dio mi ha dato la vittoria attraverso la sua parola. Ci ha dato vittoria. Allora vogliamo adorarlo ancora insieme e vogliamo chiedere a Lui, se ancora non siamo rivestiti dell'intera armatura, della corazza che Egli ci ha dato, chiedi a Dio in questa sera, a dire: Signore, darmi questa armatura, perché io voglio combattere, non voglio più ricevere, non voglio offendere in questa per andare contro il nemico, non abbassare più la testa, non piegarmi più, ma stare ritto, in piedi, saldo, perché tu mi hai dato vittoria nel nome di Gesù. E noi vogliamo adorarti, papà, vogliamo ringraziarti, papà, con tutto il nostro cuore. Vogliamo dirti grazie, papà, perché tu ci hai dato vittoria contro il nemico, Signore. E vuoi, Signore, che ancora attraverso di noi tu vuoi liberare tante anime che sono ancora soggiogate dal nemico, sono schiavi del nemico. Tu hai chiamato noi. Grazie per questa fiducia che hai riposto in noi, papà. Vogliamo adorarti e ringraziarti, papà. Dici che ti senti solo nel deserto, solo e senza forze, tutto è buio per te. Quando dici non riesco a uscire dal problema, pensi che nessuno ti ascolta, tu ricorda, è una battaglia, è contro te che il nemico si abbatte, egli conosce quel che vive dentro di te, cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai e non ti toccherà, perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Lui ti darà. Oh, dillo. Ci saranno sempre prove verso il cammino Che Gesù ha tracciato. che Gesù ha tracciato, non ti lascerà mai. Ricorda le lacrime che hai versato ogni giorno, Dio le asciugava e mi diceva: è una battaglia, e contro te che il nemico si abbatte, egli conosce quel che vive dentro Cerca di invano, te. alleluia, dillo. Cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai e non ti toccherà, perché alla fine Gesù La vittoria sul nemico, dillo. la vittoria sul nemico darà. È una battaglia. E contro te che il nemico si abbatte, egli conosce quel che vive dentro di te. Cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai
e non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Lui ti darà. Oh. Ci saranno sempre prove. Ci saranno sempre prove verso il cammino Dillo. che Gesù ha tracciato. Dichiaralo. Non ti lascerà mai. Ricorda le lacrime che hai versato ogni giorno. Dio le asciugava Diceva, dillo. e ti diceva: è una battaglia, è contro te che il nemico si abbatte. Egli conosce quel che vive dentro di te. Cerca invano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai e non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. La vittoria sul nemico darà. La vittoria sul nemico darà. Alleluia. La vittoria l'abbiamo già ricevuta. Ma se in questo tempo, fratello, sorella, tu stai ancora ricevendo attacchi da parte del nemico, in questa sera il Signore ti dice di prendere autorità. Prendi autorità. Perché dice la parola di Dio: fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Nella forza della sua potenza, non nella tua. Se forse non hai riportato ancora vittoria, perché forse abbiamo riposto questa vittoria nella forza della nostra potenza carnale, umana, della mia intelligenza, della mia capacità. No, il Signore in questa sera ti dice: è nella forza della sua potenza, nella sua. Questa sera prendi la vittoria. Se stavi combattendo in modo errato, sbagliato, il Signore ci vuole correggere, perché vuole darti vittoria ancora, perché tu ed io siamo destinati alla vittoria. Siamo destinati alla vittoria. E come in questa sera noi siamo nella casa di papà, e se io alzo le mie mani e prego come faceva Mosè, io so che ho vittoria. Alza le tue mani. Che cosa ti sta venendo contro in questo tempo? Prega, prega. Metti quella tua difficoltà, quella tua battaglia, quello che stai ricevendo in questo tempo davanti al Signore. Fai una preghiera insieme a me in questa sera. Signore, io ho vittoria. Io ho vittoria nel nome di Gesù. Facciamo ancora un canto, fratelli cari, ma prega in questa sera. Prega con tutto il cuore, con le mani alzate, sapendo che il Signore ti darà la vittoria in questa sera su quello che ti sta contro, ti sta venendo contro in questo tempo. Riceverai vittoria. Credila di averla già ricevuta, il Signore te la darà. E quindi lo ringraziamo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo, papà, per la vittoria, perché ho alzato le mani verso di te. Ho alzato le mie mani verso di te. Ho fiducia e ti ringrazio perché mi hai dato vittoria, papà, ancora in questa sera. Grazie, papà. Vogliamo ancora adorarti con tutto il nostro cuore. Grazie, papà. Alzo le mani, Alzo le mani, anche se non ho forze, anche se non ho forze, alzo le mani,
anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentirlo, il fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile quando alzo le mani. Alzo le mani adoratori, dillo. Alzo le mani. Alzo le mani. Anche se non ho forze. Alza le tue mani al cielo, alleluia. Anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Alza le tue mani, Quando Gesù. alzo le mani comincio a sentirlo, il fuoco. Quando alzo le mani il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo, alleluia. Tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile quando alzo le mani. Meraviglioso. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Desidero, dillo. Io non desidero che te. 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 Meraviglioso, dillo. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Per l'eternità Dillo. il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Dillo al tuo Signore. Meraviglioso sei. Mio
insieme. Meraviglioso sei. Alleluia. Facciamo un forte applauso a Gesù. Grazie papà. Sei meraviglioso perché la tua presenza è meravigliosa e soprattutto la tua parola, papà, è meravigliosa. Perché ancora in questa sera tu ci hai consigliati che l'armatura che noi dobbiamo indossare non è nostra o carnale, ma è l'armatura che tu ci fornisci, papà. E contro quell'armatura, Signore, il nemico non può vincere. Noi vogliamo ancora pregarti, l'abbiamo fatto con mani alzate, sapendo di aver ricevuto vittoria. Vogliamo ancora pregarti per questi casi di bisogno che ci arrivano da casa, dal web. E vogliamo pregarti per Tina e Gennaro per guarigione, Signore. Vincenzo per resa a Dio. Sara Adamo per guarigione totale e anche per un lavoro. Per la famiglia di Manuel. Roberto Flores per la sua vita. Per la famiglia Cesaro. Per Mario, Giuliano, Antonietta. E poi anche per la sorella Antonietta per liberazione. Vogliamo anche continuare a pregare e ancora una volta pregare per la nostra piccola sorella Maria Lomasto per la perdita del papà, ma per quanti in questo tempo hanno perso un loro caro, Signore. Signore, come abbiamo letto nella tua parola, tu ci hai dato uno spirito di potenza, ma questo spirito è anche uno spirito consolatore e solo tu puoi consolare quei cuori afflitti, feriti. Consolali, sostienili, incoraggiali, riempi quel vuoto lasciato. Noi vogliamo ringraziarti di vero cuore, papà, perché in questa sera, Signore, forse eravamo venuti nella tua casa un po' demoralizzati, un po' forse piegati sotto gli attacchi del nemico, ma noi usciamo dalla tua casa, dalla tua presenza, rinvigoriti, stando ritti in piedi sulla tua parola, che in questa sera ancora ci ha detto che noi abbiamo vittoria nel nome di Gesù. E vogliamo ringraziarti, papà, ringraziarti anche per coloro che si sono connessi con noi da casa. Voglio ringraziarti per ogni famiglia qui presente, per ogni singolo qui presente. Sia la tua benedizione su ogni uno di loro, coloro che ci ascoltano da casa, che loro che sono qui, che la tua parola, Signore, ancora faccia breccia nel loro cuore e portare frutto per la tua gloria, sapendo, papà, che ancora tu vuoi riscattare molti. Ti diciamo grazie veramente di vero cuore, papà, grazie di vero cuore, in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.